I numeri del contagio giocano a favore della nostra regione e il passaggio in zona gialla è sempre più probabile. L'Annunziata non è più sotto pressione, in calo i ricoveri, il primario di terapia intensiva tranquillizza, le cure sono più efficaci. Il segretario regionale del sindacato dei medici di base conferma la disponibilità per le vaccinazioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma nessuno ci ha chiamato. Lettere aperte a 2 studentesse cosentine che temono il ritorno a scuola in presenza. I trasporti ci fanno paura, meglio continuare con la DAD. La Regione istituisce reddito di residenza per i giovani che intendono aprire un'attività commerciale nei comuni al di sotto dei 2000 abitanti. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque potrebbe cambiare in meglio il colore della Calabria, manca ancora l'ufficialità, ma la nostra regione con un indice di trasmissibilità inferiore a 1 potrebbe diventare zona gialla, attesa per il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo. La Calabria dovrebbe avere i numeri per passare in zona gialla con restrizioni meno severe per fronteggiare l'emergenza Covid. Domani infatti l'Istituto Superiore di Sanità, come ogni venerdì, renderà noto il monitoraggio settimanale dei dati sulla base del quale il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze. E secondo quanto è possibile ipotizzare in attesa dei dati, soprattutto l'indice di trasmissibilità RT che dovrebbe essere inferiore a 1, la nostra regione, arancione dall'8 gennaio, potrebbe virare al colore giallo dal momento che nella settimana di riferimento del monitoraggio si assiste ad una diminuzione della curva dei contagi. Cosa cambia? Ebbene, la zona gialla dà la possibilità di circolare nella regione. Rimane il divieto di circolare dalle 22 alle 5 e spostarsi in altre regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato. Consumazione in bar e ristoranti dalle 5 alle 18, dalle 18 alle 22 permesso solo l'asporto di cibi e bevande dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario, vietato consumare cibi e bevande in strada o parchi dalle 18 alle 5. Apertura di musei e mostre dal lunedì al venerdì nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Rimangono chiuse palestre, piscine, teatri e cinema, aperti invece i centri sportivi. Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie. Vediamo un dato importante, quello dei ricoveri. Fondazione Gimbe che sta calcolando il numero di ricoveri, dice nell'ultima settimana sono diminuiti in Calabria, però restano alti i contagi. C'è un dato importante che viene anche dall'Annunziata di Cosenza, dove ci sono 60 ricoveri nei reparti Covid e 10 soltanto, fra virgolette, nella terapia intensiva. Possiamo sentire il primario Pasqua, sentiamo. Sono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva in Calabria e quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe. Secondo i dati relativi alla settimana 20-26 gennaio, i posti letto occupati in area medica dai pazienti Covid sono al 31%, mentre la soglia è al 40%, mentre quelli in terapia intensiva sono al 13%, la soglia è al 30%. Nella stessa settimana gli attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 506, pari al 6,7%, dato, afferma Fondazione Gimbe, in peggioramento rispetto alla settimana precedente. Anche all'Annunziata di Cosenza si conferma il trend al ribasso per quanto riguarda i ricoveri, sia nei reparti Covid che in terapia intensiva. È nettamente migliorata ed è stabile da un bel po' di giorni la situazione di ingresso dei pazienti presso il nostro presidio ospedaliero di pazienti con coronavirus. È un dato positivo che ci porta a ben sperare nel prosieguo dei giorni a divenire. Abbiamo comunque circa 60 pazienti ancora ricoverati nelle medicine, di cui soltanto 10 in terapia intensiva. È un dato che oggettivamente ci porta a ben sperare nei giorni a seguire. Siamo passati da un accesso di circa 13-14 pazienti al giorno ad 1-2 al giorno, con punte anche di 3-4 pazienti.
Questo, diciamo, come dicevo prima, fa ben sperare, cioè nel senso che seppur la patologia anche nei numeri ancora rimane e permane nelle positività, sicuramente nella sua criticità clinica diminuisce quello che è la necessità del ricovero in ospedale. E sicuramente è migliorata quella che è l'approccio terapeutico alla patologia, che diciamo, avviene rapidamente, e quindi questo consente una migliore diciamo, performance dei farmaci, un maggiore attecchimento dei farmaci e quindi un miglioramento di quelle che sono le condizioni cliniche del paziente stesso. Adesso parliamo di vaccini perché è importante accelerare anche in vista e soprattutto in vista dell'arrivo dei vaccini di AstraZeneca, quando si risolveranno le questioni internazionali e sarà disponibile un vaccino che è più pratico, fra virgolette, che può essere distribuito con maggiore facilità rispetto a Pfizer e Moderna. In questo frangente entreranno probabilmente in azione anche i medici di base, che potrebbero davvero dare un contributo importante a quella che dovrà essere una vaccinazione di massa, questa volta davvero con numeri più importanti delle 30.000 dosi inoculate negli ultimi 30 giorni, che sono davvero poco rispetto a una popolazione di 2 milioni di abitanti che è quella calabrese. Naturalmente però bisogna contattarli e organizzare. Sentiamo. La Calabria ha superato la soglia dei 30.000 vaccini inoculati tra prime e seconde dosi, un risultato che equivale al 50% circa delle forniture messe a disposizione dalla Pfizer e vede la nostra regione stazionare agli ultimi posti della graduatoria. Al di là dei dati e delle classifiche, serve un'accelerazione per aumentare la platea dei soggetti vaccinati e prepararsi alla vera fase di vaccinazione di massa, che partirà quando saranno disponibili più tipi e maggiori quantità di antidoti. Il segretario regionale del sindacato dei medici di base conferma la disponibilità a dare un contributo, ma attende indicazioni. Abbiamo chiesto al dottor Bever e abbiamo chiesto anche al commissario di vederci per poter stilare un programma, un progetto che potesse coinvolgere i medici di medicina generale, anche se su base volontaria, però capisce bene che la possibilità di coinvolgere i medici di famiglia e la possibilità di capillarizzare il servizio quando avremo a disposizione un vaccino che ci consente appunto di capillarizzare il servizio, quindi non si parla del vaccino con la Pfizer, però diciamo stiamo aspettando Moderna, stiamo aspettando AstraZeneca, quindi quei tipi di vaccini possono essere praticati dal medico di medicina generale. Peraltro perché io chiedevo un incontro subito? Perché questa è una vaccinazione particolare. Intanto noi la dobbiamo fare in locali ampi, quindi ci sarà la necessità di avere a disposizione anche la partecipazione dei comuni, della protezione civile, perché immagini che in ogni comune ci sono delle scuole, io immagino che le scuole abbiano dei locali che possono essere messi a disposizione della cittadinanza di quel comune. Quindi è un progetto molto articolato. Non è pensabile fare le vaccinazioni nell'ambulatorio del medico di famiglia, è pensabile che con un'organizzazione a rete che coinvolge protezione civile, che coinvolge i comuni, che coinvolge i medici di famiglia, si può andare a vaccinare in tempi brevissimi. Guardi, se noi avessimo le fiale, questo lo potremmo fare veramente in tempi brevi, perché i medici in medicina generale sono abituati a fare questo tipo di lavoro, sono abituati anche ad organizzarlo, però è importante sederci e organizzare un piano complesso come in poche parole ho cercato di descriverle. Organizzazione è la parola d'ordine, bisogna farlo presto perché la Calabria non potrà trovarsi indietro, lo è in questi giorni, ma fra un po' si dovrà fare sul serio necessariamente per tornare al più presto a una vita normale. Vediamo invece, dicevamo prima, dei contagi che non calano in Calabria, calano fortunatamente i ricoveri, ci sono ancora decessi, sono tanti in questa, chiamavano la seconda fase, seconda ondata. Vediamo la sintesi del bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 482.810 soggetti, più 2.823 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 32.076, più 302 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 90, a Catanzaro 34, a Crotone 14, a Vibo Valentia 66, a Reggio Calabria 98, da altra regione stato estero 0.
I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 273 nei reparti di malattie infettive e 21 nelle terapie intensive, 4 vittime nelle ultime 24 ore, 582 in totale dall'inizio della pandemia. E dopo i bambini, da lunedì toccherà anche ai ragazzi tornare in classe, tornare anche con i mezzi di trasporto a scuola. Ci ha provato la Regione a fermare il ritorno in classe, ma non è stato possibile, e allora ci sono dei timori da parte delle famiglie, da parte dei docenti, da parte dei dirigenti e anche degli studenti. Sentiamo due ragazze, Martina e Rita, che dicono: noi abbiamo paura. Hanno scritto una lettera aperta per invitare a riflettere sull'opportunità di tornare a scuola in presenza, nonostante il contagio da Covid-19 sia ancora molto diffuso sul territorio regionale. Due studentesse cosentine temono che il ritorno a scuola possa incidere sulla curva dei contagi, non solo per il rischio che si corre in aula, ma anche per l'impatto che deriva dai trasporti. Meglio, dicono, continuare con la DAD. Molto spesso la voce di noi studenti passa in secondo piano. Ma poi abbiamo scritto questa lettera più che altro perché a noi ragazzi manca la scuola, anche perché la didattica a distanza non potrà mai essere paragonata alla didattica in presenza. Però purtroppo tornare a scuola ci sono dei rischi che a noi studenti premono un botto, perché noi ci pensiamo che se prendiamo il Covid lo possiamo passare ai nostri cari, ai nostri parenti e soprattutto anche ai nostri nonni, quindi alle persone più deboli. Il problema principale sono i trasporti. Io ad esempio viaggio da Paola per arrivare a Cosenza, appunto per raggiungere la mia scuola, e purtroppo il mio pullman fa tantissime fermate, parte dalla Mezzia Terme e poi arriva a Cosenza e passa anche per l'università. Quindi sono mezzi di trasporto nei quali non c'è sicurezza, perché non ci sono finestrini, non c'è la pulizia adatta e non si mantiene assolutamente il distanziamento giusto. E non si rispettano comunque le regole, perché molte persone sono irresponsabili. Penso che mi accompagneranno i miei genitori, però nei giorni in cui i miei non mi possono accompagnare io a scuola non andrò di certo, anche perché io dovrei prendere 2 pullman, ovvero dovrei prendere il primo pullman per scendere dal paese e arrivare a Cosenza, e poi dovrei prendere la circolare dai 2 fiumi per raggiungere appunto la mia scuola. E di certo, come ha già detto la mia amica, ci sono tantissimi problemi, tra cui c'è persone irrispettose che non se ne fregano nulla delle regole, oppure la sporcizia sui pullman e un sacco di altre cose, quindi non è fattibile. 5 ore con le finestre sempre aperte, perché se non ci ammaliamo di Covid comunque prendiamo l'influenza normale e le assenze non ci vengono giustificate e dobbiamo stare per forza a casa. E una volta rientrate dovremo portare il tampone, che deve essere negativo, come da protocollo. Adesso parliamo invece di reddito di residenza, una misura studiata dalla Regione per aiutare i giovani e anche rivitalizzare i piccoli centri. Al via il progetto sul reddito di residenza attiva. L'iniziativa, finanziata con 700.000 euro, è stata presentata a Catanzaro dagli assessori regionali Gallo e Orsomarso. Obiettivo: rivitalizzare i piccoli comuni favorendo la nascita di nuove imprese gestite dai giovani. È un pezzo di un progetto, definiamolo minima, che abbiamo recuperato su alcune risorse che ci vengono direttamente dal MISI, ma un pezzo di progetto più grande. Mira a ripopolare le aree interne che si riscoprono nel post-Covid, l'abbiamo vissuto già nella scorsa stagione, interessanti come un paradigma, cioè nella sfortuna di questo grande malanno del secolo, questa terra si gioca una partita nuova. Noi lo stiamo facendo lavorando con Confindustria, con Commercio, con Confesercenti, tutte le sigle. Potranno presentare richiesta di ammissione al beneficio economico coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e non abbiano superato i 40 anni, che assumano tra l'altro l'impegno a trasferire la propria residenza in uno dei comuni calabresi aderenti all'iniziativa e con meno di 2.000 abitanti. Questo è un progetto pilota con il quale vogliamo valorizzare le aree interne e cercare di far trasferire un po' di
cittadini, dalle aree più fortunate, dalle aree più grosse ai comuni più piccoli. Un esempio concreto di come rivitalizzare i comuni più piccoli, che però hanno ancora molto da dire dal punto di vista architettonico e turistico, e anche per la valorizzazione del territorio credo che si possa ancora continuare a lavorare. C'è anche una proposta che riguarda invece il turismo, sentiamola. Le imprese turistiche in ginocchio a causa della pandemia, i ristori sono insufficienti per fronteggiare la crisi, così gli operatori della filiera iscritti a Unindustria scrivono alla Regione. Il presidente della sezione turismo Demetrio Metallo a proporre l'abolizione delle tasse per il 2021. In questa situazione appare una beffa dover pagare servizi come la Tari, che rappresentano una voce molto importante nei bilanci societari, rapportata all'intero anno quando si è lavorato al massimo per 2 mesi, per 3 mesi. Per questo motivo Unindustria Turismo e le imprese del settore hanno chiesto un incontro urgente ed improcrastinabile per ridefinire il calcolo della Tari insieme agli enti comunali, che tenga conto del momento storico di emergenza, con la sospensione immediata della tassa maturata nel 2020 almeno fino al 31 dicembre del 2021. Inoltre le imprese del settore turistico, sia di ricettivo che dell'intermediazione, stanno continuando a pagare una tassa regionale annuale assolutamente iniqua, che riguarda nello specifico tutte le attività svolte all'interno di ogni singola struttura ricettiva. Basti pensare che le strutture ricettive stanno pagando una tassa per l'esercizio di attività di bar, per l'esercizio delle attività di ristorazione e per l'esercizio delle attività di albergo, che sommate fanno una somma abbastanza importante per i nostri bilanci. In un momento come quello attuale, se si vuole davvero aiutare il settore del turismo, non bastano solo parole, ma servono azioni e fatti concreti, senza indugi di nessun tipo. La cronaca adesso, il procuratore Gratteri parla dell'inchiesta a basso profilo, dice abbiamo seguito la legge. Intanto dal libro Il sistema di Sallusti emergono nuove rivelazioni e retroscena sulla mancata nomina a ministro nel 2014 del procuratore di Catanzaro. Abbiamo le carte a posto, le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in risposta alle polemiche scaturite dall'intervista rilasciate al Corriere della Sera dopo l'operazione Basso Profilo, che la scorsa settimana ha portato all'arresto di 48 persone, coinvolto esponenti della politica locale e nazionale dell'UDC. Sono convinto, ha aggiunto nel corso di un webinar organizzato dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e moderato dal giornalista Michele Albanese, che tutto quello che è stato fatto con il codice in mano. Non so quanto rimarrò in Calabria, ha aggiunto il magistrato, però io dico che faremo tante cose importanti man mano che però alziamo il livello. Aggiunge, ed è questo il passaggio chiave del suo intervento, vediamo sempre più gente che dà la solidarietà a prescindere agli indagati senza aver letto un rigo di quello che abbiamo fatto. In questi giorni a far discutere sono anche le dichiarazioni di Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ora radiato in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta di Perugia, che nel libro Il sistema, scritto con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, racconta il retroscena del mancato incarico a Gratteri nel governo Renzi del 2014. Il procuratore di Catanzaro, secondo quanto rivelato nel volume, sarebbe stato troppo autonomo e lontano dalle correnti della magistratura, per questo non divenne ministro della giustizia. In manette nella Locride, 10 presunti affiliati alle cosche di 'Ndrangheta erano già stati condannati dal Tribunale di Locri nel 2020 a conclusione del procedimento scaturito dall'inchiesta Mandamento Ionico. Erano stati condannati in primo grado lo scorso giugno tutti ritenuti responsabili di associazione mafiosa. Questa mattina sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Sono in tutto 10, 9 sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, 1 è stato mandato ai domiciliari. Sono tra gli imputati del noto processo Mandamento Ionico. Le immagini si riferiscono proprio al blitz scattato nel 2017. L'inchiesta dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria smantellò alcune tra le più pericolose cosche operanti nell'area compresa tra Reggio Calabria e la Locride e furono in modo particolare i clan dell'Alto Ionio Reggino a subire i colpi più pesanti. L'operazione fu denominata Mandamento Ionico perché interessò proprio lo spazio geografico e d'azione nel quale opera appunto il mandamento, organo sovraordinato alle locali di 'Ndrangheta e naturalmente ai clan stessi. Un'organizzazione
un'organizzazione criminale che è caratterizzata anche da una sorta di burocrazia della mafia, tanto da far chiarire ad un giovane rampollo dei clan di Africo intercettato dai carabinieri quale fosse il senso della loro presenza sul territorio. Tutti sono stati condannati con pene che variano da 9 a 24 anni. La UIL si concentra sulle incompiute calabresi. Sentiamo. Arriva a Cosenza, all'uscita dell'autostrada sud, una delle tappe dell'iniziativa promossa dalla UIL tra le opere calabresi incompiute. Richiamare l'attenzione su quanto è contenuto nell'accordo di programma tra ANAS e MIT, d'intesa con la Regione Calabria, nel quale erano state formulate una serie di proposte relativamente alla progettazione di opere strategiche. Tra queste opere strategiche è inclusa sicuramente l'intervento di adeguamento e di ammodernamento della 2 proprio nel tratto tra Cosenza e Altilia. Per l'ennesima volta assistiamo agli ennesimi lavori di manutenzione straordinaria. Possono servire a migliorare la percorribilità di questo tratto, ma di sicuro non vengono garantiti gli standard di sicurezza. Travagliata anche la vicenda della metro leggera, oggi ancora ben lontana dalla realizzazione. Le criticità che hanno dilatato i tempi previsti per l'approvazione della progettazione esecutiva non sono state ancora superate. Ad oggi sappiamo che esiste ancora un contratto d'appalto, che non c'è stata alcuna rescissione di questo contratto, c'è un'impresa appaltatrice che sta aspettando di avere risposte dalla Regione in merito alla realizzazione di questa metropolitana. Sulla diga dell'Esero solo un passaggio veloce. Chiediamo almeno che quei terreni che sono stati espropriati prima vengano bonificati oggi per dare almeno la possibilità a quel territorio di avere uno sviluppo diverso rispetto a quello a cui era stato preposto. La grande incompiuta dell'Esero, che è veramente la testimonianza del grande spreco della politica in tutti questi anni. Queste opere incompiute dimostrano di come in effetti non c'è sviluppo per una regione. Un'opera definita strategica da tutti i governi che si sono succeduti in Calabria e ad oggi rimane palcoscenico di strutture fatiscenti costati milioni di euro alla Calabria. Eppure la realizzazione di queste e di altre opere avrebbero consentito di accorciare o addirittura di colmare il divario tra nord e sud. Se la politica c'è, batti un colpo. È il momento di parlare di calcio e in particolare di calciomercato. Sentiamo. Bentrovati con il punto consueto sulle ultime trattative di calciomercato, la nostra panoramica che parte dal Crotone e i 2 rinforzi offensivi da regalare a Giovanni Stroppa, Di Carmine da una parte e Bonazzoli dall'altra. Il primo firmerà il rinnovo di contratto a meno di colpi di scena con l'Hellas Verona fino al 2022 per poi passare al Crotone. La novità sostanziale rispetto alla giornata di ieri, la scelta è stata fatta dicendo no anche definitivamente alla proposta della SPAL Ricca, tra l'altro in Serie B. Bonazzoli invece con i sì di massima di Sampdoria e Torino, manca solamente l'ultimo passaggio formale con il calciatore per volare poi a disposizione di Giovanni Stroppa. Per quanto riguarda invece il Cosenza, operazione addirittura d'arrivo, quella che porterà Jaime Baez a vestire la maglia della Cremonese dopo l'incontro risolutivo, il faccia a faccia tra Ariedo Braida e Stefano Trinchera. In entrata è fatta, qualora ce ne fosse alcun dubbio, per Jerry Mbakogu. Dopo aver sostenuto 2 allenamenti ha convinto Roberto Chiuzzi e firmerà un contratto di 6 mesi con opzione per la stagione successiva. Per il momento, nonostante si continui a parlare ancora di Emmanuel Rivière, da quanto ci risulta dalle informazioni in nostro possesso, sarebbero veramente pochi i margini di manovra con il calciatore, che non sarebbe particolarmente disposto a scendere di categoria. Per quanto riguarda invece la Regina, ancora in Serie B, attendendo l'offensiva per un nuovo attaccante, difatti Charpentier tornerà al Genoa, oggetto misterioso arrivato con grandi aspettative, piace molto alla Potenza come raccontato. Il Catanzaro aspetta di poter ufficializzare il suo nuovo rinforzo offensivo. È fatta, come vi abbiamo raccontato, per Jefferson. E adesso l'economia con la borsa, vediamo.
Chiusura positiva per gli eurolistini, trainati dal rimbalzo di Wall Street dopo la peggior seduta da ottobre. Ieri la Fed ha confermato di lasciare invariati i tassi di interesse e un ampio supporto all'economia per fronteggiare la pesante crisi economica e le difficoltà del mercato del lavoro statunitense. Il chairman Jerome Powell ha poi aggiunto che la strada per un pieno recupero resta lunga e che i target di inflazione e occupazione rimangono lontani. Focus anche sul caso GameStop, al centro di un'ondata di acquisti da parte di investitori retail che stanno scommettendo su titoli fortemente shortati da parte degli hedge funds. Passano momentaneamente in secondo piano le preoccupazioni legate alla pandemia e ai ritardi nelle vaccinazioni, con lo scontro fra AstraZeneca e UE che ha recentemente appesantito gli eurolistini. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi in rialzo dell'1,2%, seguito dall'Ibex 35 di Madrid a più 1%, il CAC 40 di Parigi a più 0,9% e il DAX di Francoforte a più 0,3%, mentre arretra il FTSE 100 di Londra a meno 0,6%. Oltreoceano bene il Dow Jones a più 1,8%, l'S&P 500 a più 1,7% e il Nasdaq a più 1%. Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,212, mentre il dollaro-yen si apprezza a 104,3. Tra le materie prime invertono la rotta le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,6% a $55,2 e il VTI a meno 0,7% a $53,45. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund scende sotto quota 118, con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano SDM a più 4,2% in scia ai risultati sopra le attese e alle indicazioni del CEO Sherry per i prossimi mesi. Positive anche Prismian a più 3,6% e Tenaris a più 3,05%, mentre chiude in calo Diasorin a meno 5,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Vediamo che tempo farà nelle prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nelle prossime ore correnti atlantiche meno fredde e più umide andranno a sostituire i venti di tramontana che martedì hanno raggiunto la nostra regione. Domani deboli piovaschi sulla fascia tirrenica, generalmente poco nuvoloso altrove. Temperature in sensibile aumento, specie nei valori minimi. Domani molto mosso il Tirreno, generalmente mosso lo Ionio, venti moderati da libeccio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per il vostro ascolto, arrivederci ancora, buona serata.